Nei vecchi film dei sembero milis si vedono danze, colori e sorrisi, le feste paesane, un tripudio di allegria, dove il cuore batte forte in armonia. Tra fuochi e canti sotto il cielo stellato, il paese rivive in ogni volto amato. Brevi meditazioni che potete fare ogni giorno, leggere una paginetta, la prima parte, quella pagine, poi sono pagine di preghiere, va bene? Ecco, Maria Pina, vieni qui. Penso che il vescovo stia per arrivare, ecco, questo è il foglietto dei canti, questo mi prego che ti resta in ricordo e questo lo presenti qui quando vieni per essere cresimata. Tutto questo lo lasci a posto e questo lo porti con te. Adesso zona di dissipazione.
peccatori di avere tante volte chiuso la porta della nostra anima al Signore e domandiamo perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio e a voi perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo. Concedi, o Dio onnipotente e misericordioso, che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Atti degli Apostoli. Al compiersi della Pentecoste, gli Apostoli si trovarono tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei, osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigotita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri 11, parlò a voce alta così: uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi, per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso però fra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che, secondo il stabilito disegno e la prescenza di Dio, consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano piedi e l'avete ucciso. Questo è Gesù, Dio l'ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, diciamo insieme: saremo suoi testimoni in mezzo a tutti i popoli. Saremo suoi testimoni in mezzo a tutti i popoli. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutti, nazioni, dategli gloria. Forte il suo amore per noi e la fedeltà del Signore ora in eterno. Saremo suoi testimoni in mezzo a tutti i popoli.
Ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati appena 7 mesi di mia presenza qui a San Vero. Devo presentarle questi ragazzi che si sono preparati con impegno per ricevere il sacramento della confermazione. In genere sono stati assidui agli incontri catechistici, stimolati dai loro catechisti, Antonello Chiesa e la signora Anna Stra, che a costo anche di grandi sacrifici sono stati fedeli all'impegno di preparare questi ragazzi. Mi sembra che siano veramente pronti, almeno quasi tutti, e prova ne sia il fatto che ieri, mentre gli preparavo piccolo ritiro, in 2 ore e mezzo che li ho tenuti qui in chiesa, di seguito, non ho dovuto richiamarli neanche una volta a stare a te. Quindi è segno che sono veramente compresi del passo importante che stanno per fare, che sono veramente caricati per ricevere questo sacramento. Noi continueremo a pregare come comunità, cercheremo di seguirli in modo che non sia l'entusiasmo di questo momento soltanto, ma il sacramento della confermazione segni una tappa nella loro vita cristiana, dove una tappa da cui incominciano a vivere veramente da persone responsabili nella comunità. Già mi hanno promesso che parteciperanno agli incontri che faremo dopo la Cresima e questa è una garanzia perché appunto possano veramente continuare la crescita di cristiani in mezzo alla nostra comunità. Ad ogni modo, siccome procediamo nei saluti,
ringraziato, salutato il parroco, saluto e ringrazio anche Don Adolfo per tutto il servizio che si impegna con generosità a dare, e non solo in questa parrocchia. Saluto anche il seminarista Tonello, speriamo presto di poter ordinare il diacono in questa chiesa, e saluto tutti voi, ringraziando quanti si sono impegnati per questa cerimonia, per la catechesi dei ragazzi, e credo che lode fatta dal parroco ai ragazzi che erano attenti e non c'è stato bisogno di richiamarli, mi pare che sia il clima di tutta la popolazione che segue con attenzione e con fede, e vi esorto a crescere in questo, perché se perdiamo il senso del sacro è difficile che conserviamo l'impegno della vita cristiana. Il rispetto in chiesa non è tutto, ma il primo gradino. Purtroppo, e questo non è raro vederlo, proprio nei luoghi più belli della cristianità si confonde il luogo sacro con il turismo. Non è che non sia consentito ammirare le opere d'arte che stanno nei luoghi sacri, sono gloria di Dio anche questa, però purtroppo certi luoghi sacri sono diventati soltanto dei musei e non si sa più pregare. Sono contento per questa bella chiesa che avete potuto ottenere, rimessa a posto dopo tanti anni, e soprattutto sono contento perché siete presenti e sapete essere presenti in chiesa. Poi c'è tutto il resto da fare: imparare a pregare e venire in chiesa per pregare insieme, la messa domenicale, e anche per conto proprio. E questo è un impegno che lascio in primo luogo ai cresimati, perché, cari ragazzi, un cresimato che non continua a pregare ha perso tutto, proprio tutto. E poi è un impegno anche dei cristiani adulti che sono cresimati. Invito voi padrini, invito voi genitori e tutti i presenti, siete tanti, a conservare vivo nel vostro cuore questo sentimento, questo senso della preghiera, perché la preghiera è il primo dono dello Spirito Santo, il primo. È un dono che vuol farci, però naturalmente se noi gli diciamo no, quel no è accompagnato da tante motivazioni: non ho tempo di pregare, non ho voglia di pregare, non riesco a pregare. In sostanza c'è un no. Se noi diciamo no a questo dono dello Spirito Santo, si è chiusa la vita cristiana. Le apparenze possono rimanere. Badate che può capitare anche questo, può capitare. Si partecipa alla messa e non si partecipa. È un'attenzione di rispetto, un'attenzione, direi, devota, cioè non è profanare la Chiesa, però non si riesce a dire: Signore, aiutami, Signore, fammi diventare migliore, fammi capire quello che devo fare. È così semplice pregare, è così semplice. Quando non si prega vuol dire che si è chiusa la porta dell'altro. Cari ragazzi cresimati di oggi, e cari ragazzi, ricordatevi la vostra cresima, più o meno lontano quel giorno. Avete pregato, continuate a pregare, cercate di pregare. Ecco l'invito primo che io vi porto. E poi insieme siamo già entrati prima della cerimonia, perché vi ho parlato dello Spirito Santo, della preghiera, ma insieme noi ci rifacciamo ai testi sacri che noi abbiamo. Un'espressione che ritorna spesso quando si parla di persone e di popoli anche che vogliono tornare alle loro origini è questa: andiamo alle sorgenti. Proprio la cerimonia della cresima io la chiamo così: torniamo alle sorgenti. Alla prima sorgente personale, che è il nostro battesimo,
Là siamo diventati figli di Dio. E la Cresima vuole confermarci figli di Dio e quando è necessario vuole risvegliare in noi il senso del figlio di Dio. Torniamo alle sorgenti della Chiesa. Ecco, là, quell'assemblea che ricevette lo Spirito Santo. La Chiesa è nata per il dono dello Spirito Santo. E poi c'è l'ultima sorgente, il cuore di Cristo. Perché lo Spirito Santo è un dono meritato con la morte di Cristo. E la sorgente del cristianesimo è stato il Signore nella sua passione e morte. Gesù, appena risorto, mostrando le sue piaghe gloriose, disse: ricevete lo Spirito Santo. Ritorno più bello alle sorgenti non c'è. Ma insieme io penso che anche psicologicamente, personalmente, le tante presenze di stasera in chiesa dicano che ciascuno è qua in questo momento non solo perché c'è un motivo di parentela, di conoscenza, ma proprio per un bisogno. E allora, attenti, se noi prendiamo la parola sorgente proprio nel senso reale, pensando ai nostri tempi in cui tante volte dobbiamo bere acqua inquinata, tornare alle sorgenti e non bere, che senso ha? Allora, invitandovi a tornare alle sorgenti, io vi invito a bere di quest'acqua, l'acqua della fede, l'acqua della convinzione, l'acqua dell'entusiasmo e, se necessario, l'acqua del coraggio, perché essere cristiani non è scontato sempre, anzi, l'acqua del coraggio che vuol dire io credo. Tra poco sarete interpellati, cresimandi tutti, sulla vostra fede. Credete e risponderete credo. Intanto vi faccio notare, mentre il celebrante rivolge una domanda al plurale, credete, la risposta non è al plurale, crediamo, ma è credo. E il motivo è semplice, perché la fede non si può fare in massa, è personale. Credo, voglio credere, mi impegno a credere sempre più. Ebbene, torniamo così alle sorgenti della nostra vita cristiana. Io sono sicuro, non vi conosco, ma sono sicuro che in ciascuno di voi, nell'animo, c'è in profondità, come base, come fondamento, tanto di vita cristiana e di fede cristiana. L'ambiente in cui siete cresciuti, le tradizioni delle nostre popolazioni e anche la vostra presenza stasera mi dice che tutti voi credete. Però ecco qua l'esame si fa personale. Sopra questa fede ci sono delle stratificazioni di altra qualità, non fede, abbandono, negligenza, compromessi, rifiuti. Non lo so, sono tanto facili queste stratificazioni. E allora, cari amici, bisogna scavare. Certo, bisogna scavare per togliere via queste stratificazioni che impediscono di credere. Dobbiamo chiederci tutti, ma perché io non sono come mi ero proposto di essere in quel giorno, il giorno della mia prima comunione, il giorno della cresima? Cari ragazzi, parlo con pietà di elogio, è meritatissimo. Però state attenti, guardate che questi strati arrivano presto, neppure ve ne accorgete. E interrogo perciò gli adulti, coraggio, cosa dobbiamo fare? Ecco l'opera dello Spirito Santo. Nella preghiera allo Spirito Santo è una preghiera tutta personale, direi, anche se cantata collettivamente, e dice: piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato,
come per dire c'è tanta roba in noi che non va bene, che dobbiamo togliere. È l'opera dello Spirito Santo per purificare la nostra vita. Ma il Vangelo che è stato letto dice ancora qualcosa di personale a tutti voi. Noi sappiamo che Gesù, dicevo ora, è la sorgente del dono dello Spirito, ma lui stesso Gesù ha avuto il dono dello Spirito. Anzitutto ricordiamo, fu concepito per opera di Spirito Santo. E poi quando il Vangelo parla della vita di Gesù dice guidato dallo Spirito, condotto dallo Spirito. E Gesù stesso qua lo attesta quando, prendendo la parola nella sinagoga di Nazareth, lesse quel brano: lo Spirito del Signore è sopra di me. Era un brano di Isaia, ma Gesù lo attribuì a sé, quindi lui stesso disse: lo Spirito Santo è sopra di me. Per cui Gesù ci insegna, ecco il modello, come si fa a rispondere alla voce dello Spirito Santo. E allora vedete che si forma subito questa equazione: imitare Gesù vuol dire seguire lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo ci invita, ci guida per seguire Gesù, per imitare Gesù. E perciò, se possiamo andare, quando si dà un compito da fare, chi guida, il professore, deve dare sempre dei riferimenti bibliografici e dire: guardate, cercate in questi libri, seguite questi testi, avrete delle indicazioni, non per copiare, perché i compiti non si copiano, lo sapete bene, ma per capire come svolgere. Ebbene, se io vi affido a questo compito di imitare Gesù e seguire lo Spirito Santo, sapete qual è il testo? È il Vangelo. Se vi dico leggete questo testo, pregate con questo testo, praticate questo testo, è tutto. Ma nel brano che abbiamo ascoltato, nella lettura del Vangelo, c'è un'espressione che sembra una fotografia. Ci ha presentato Gesù che legge quel brano. E il rotolo, perché allora non c'erano i libri, erano delle pergamene lunghissime che contenevano i testi sacri, pergamene che venivano arrotolate per conservarli. Erano fatti così i testi scritti dell'antichità e per questo si chiamava il rotolo. Noi diciamo il libro, il volume, il rotolo era il volume di allora. Dunque Gesù ha letto, ed ecco la fotografia. Poi arrotolò il volume, sembra di vederlo, lo consegnò all'inserviente e se gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Guardate, è una fotografia precisa, Sembra di vedere Gesù che là legge, arrotola i fogli di pergamena, lo consegna all'inserviente, diremo oggi al chierichetto, e poi si siede e tutti lo guardavano. Allora cominciò a dire: oggi si è adempiuta questa scrittura. Cari ragazzi, io vi esorto a fare così. Adesso chiudete i libri di catechismo, non nel senso che non li userete più, ma nel senso che la preparazione culturale necessaria c'è per il momento. Adesso dovete presentarvi a tutti e dire: quello che io so adesso si compie, perché altrimenti, se c'è scritto sul libro quello che voi dovete essere e non traspare dalla vostra vita, a che cosa serve? Ecco la Cresima. La Cresima è un rito, ma non è un punto fermo nella vita, è l'apertura di un cammino nuovo. La Cresima non è esteriorità, è
è vita di Dio nella profondità dell'anima e soprattutto è la risposta dell'uomo credente a Dio. La risposta voi la darete, perché quando io vi avrò segnati il crisma, pronunziando le parole sacre, voi mi risponderete Amen. Il vostro Amen vuol dire tante cose, vuol dire io credo che è così, io voglio che sia così, io voglio restare fedele al Signore. Ebbene, sono poche parole quelle che io dico, è una parola quella che voi dite. Ci sia l'Amen della vostra vita, che è la risposta conclusiva di tutto quello che avete fatto sino adesso, è la dimostrazione di quanto volete impegnarvi a fare in tutta la vostra vita cristiana. Così sia. Abbiamo tutte le sue opere e esecuzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete e in modo speciale a voi conferito, come già gli apostoli nel giorno di Pentecoste? Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente per questi suoi figli, che indichi nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li regna pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito parato, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempiti dello spirito del tuo santo timore per Cristo nostro Signore. Amen. Pace sia con te. Danilo, riceve il sigillo dello Spirito Santo perché dato in dono. Pace sia con te. Francesca, riceve il sigillo dello Spirito Santo perché dato in dono. La pace sia con te. Salvatore, riceve il sigillo dello Spirito Santo perché dato in dono. La pace sia con te. Matteo, riceve il sigillo dello Spirito Santo perché dato in dono. La pace sia con te. Marco, riceve il sigillo dello Spirito Santo perché dato in dono. La pace sia con te. Andrea, riceve il sigillo dello Spirito Santo perché dato in dono. La pace sia con te. Salvatore, riceve il sigillo dello Spirito Santo perché dato in dono. La pace sia con te. Gianna, riceve il sigillo dello Spirito Santo perché dato in dono. La pace sia con te. Fabrizio, riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono. La pace sia con te. Eliseo, riceve il sigillo dello Spirito Santo che
ti dato in dono, la pace sia con te. Filippo riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Deborah riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Sergio riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Noè riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Andrea riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Claudia riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Vittorio Nicola riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Luisa riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Paolo riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Daniela riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Maria Pina riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Cristiano riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Lucia riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Anna riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Cambia riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti ha dato in dono, la pace sia con te. Sia unanime la nostra preghiera in quell'unità di fede, speranza e carità che il Spirito Santo genera nei nostri cuori. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Il nostro Vescovo Pier Giuliano e tutti i Vescovi, perché cresca nell'unità della fede e dell'amore fino alla venuta di Cristo, preghiamo. Santo, perché radicati nella fede, fondati nella carità, con la nostra vita diamo testimonianza a Cristo Signore, preghiamo. Impegno, ci aiutino con la parola e con l'esempio, ci aiutino a seguire la via di Cristo, preghiamo. La nostra parrocchia, per tutti i catechisti della Chiesa, il Signore ricompensi dell'amore e dei sacrifici con cui ci seguono e dia loro perseveranza nella testimonianza con la parola e con l'esempio, preghiamo. Ascolti il dato dello Spirito Santo agli Apostoli e per mezzo di esse denota successività dei credenti, i prodigi in questo modo operati all'inizio della comunicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ascolti
aiutati dalla grazia dello Spirito Santo, perché possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore del cielo, tu sacrificio Padre Santo, sorgente di ogni bene, sei tu che nel battesimo rigeneri i credenti e li rendi partecipi del mistero pasquale del tuo Figlio, uniti confermi con sigillo nello Spirito, mediante l'imposizione delle mani e l'unzione regale di Cristo. Così, rinnovato l'immagine di Cristo, unito allo Spirito Santo e inviato e noi, riuniti in festosa assemblea, per celebrare i prodigi di una rinnovata Pentecoste, insieme agli angeli santi, cantiamo l'inno della tua lode. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella Chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Pier Giuliano e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei tuoi figli che hai rigenerato nel battesimo e oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo. Custodisci in loro il dono del tuo amore. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, Santa Sofia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Confermo Dio ciò che è compiuto in noi e custodisci i doni dello Spirito Santo nel cuore dei tuoi fedeli, perché con la loro fede viene aperta testimonianza a Cristo crocifisso e risorto, e adempiano con amore i suoi comandamenti, per Cristo nostro Signore. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Questa vespertina ci sarà un incontro qui in sagrestia degli adulti dell'Azione Cattolica, verso le 18:30. La messa è finita, andate in pace. Perché sempre un cuore grande per ciascuno
il mare che scintilla, con il nuraghe su laghi che domina, sotto il cielo azzurro che non svanisce mai. Santa Sofia campanile in alto, un simbolo forte che il tempo non ha franto. Dalla marina a Puzzolidus a Mesalonga, la bellezza è tutta qui, non c'è storia più lunga. A Puzzolidus il mare è un sogno che ti accoglie, le onde danzano mentre il sole non si toglie. Oro in volo ognuno, San Vero Milis, mi accorgo che si fa vero.